Allora, abbiamo accennato, prima avevo lasciato anche cadere il discorso, perché tra l'altro lei è anche direttore Confesercenti, perché diciamo multiruolo, no? Dei distretti del commercio, che sono una realtà anche, potrebbe essere interessante, sempre innovazione, stando sul territorio, ponendo appunto dei manager. Ci sono realtà a livello della nostra regione che hanno attuato questi distretti, che hanno visto delle soluzioni possibili, visto che anche l'altro giorno con un altro ospite avevamo parlato della crisi del commercio nelle città e il fatto che si stanno comunque i centri sempre più svuotando ineluttabilmente, con delle ripercussioni anche di un certo tipo. Sì, ci sono dei fenomeni che ovviamente tengono conto della maggiore mobilità dei consumatori, della maggiore attenzione che c'è e della maggiore fiducia che c'è in Internet. Tutti quanti questi fenomeni fanno sì che alcune In internet, fanno sì che alcune forme di vendita, quella della grande distribuzione, fuori dei centri storici, e quella dell'e-commerce stiano crescendo in maniera estremamente forte rispetto a quella che è la struttura tradizionale del commercio. E qui si inserisce un problema di fondo, che è quello che noi possiamo anche continuare su questa, chiamiamola così, politica di accontentare i consumatori senza nessuna programmazione e continuare a sviluppare grandi strutture e sviluppare l'e-commerce. Però il tema è quello che ci troveremo in queste condizioni fra qualche anno ad avere delle città, dei quartieri completamente privi di servizi, con risultati che possono ben comprensibili, altro che polizia e altre cose. Avremo città deserte, città poco vivibili, insicure, con dei costi poi che ricadranno sulla collettività enormi. E pensiamo ai pensionati, alle persone più anziane, quelle che hanno meno mobilità, che vivono generalmente, continuano a vivere nei centri storici. L'esperienza che si vuole portare avanti, ne abbiamo circa 26, 27, adesso non vorrei sbagliarmi, nel Veneto, è quella di mettere insieme tutti gli operatori di un'area centrale di un paese, di una città, di un centro storico, e insieme con l'amministrazione comunale riuscire a creare una condizione di competitività commerciale e di accoglienza che faccia sì che quella struttura, quell'area, quel territorio fatto da un centro storico qualsiasi diventi competitivo con tutte le altre forme della distribuzione, in modo diverso e altre cose. Ne abbiamo parecchie, ne abbiamo una bellissima che ormai ha raggiunto un livello di organizzazione estremamente avanzata, che è a Este, quindi non molto lontano da Padova. Ne abbiamo altre di forme molto sviluppate a Pieve di Sacco, alcune in provincia di Vicenza, alcune in provincia di Belluno, che mettono insieme addirittura promozione turistica con il distretto del commercio. Come funzionano? Che cosa appare di diverso a chi approccia con queste realtà? Se qualcuno conosce le realtà di Pieve di Sacco, di Este, solo per citare quelle più importanti, basta che vada o un sabato sera a Pieve di Sacco, o un giovedì sera fra poco a Este, o una domenica a Este, o una domenica a Pieve di Sacco, per capire la differenza. Nel senso che il fatto che si mettano insieme pubblico e privato, il fatto che 150 esercizi commerciali, artigiani, botteghe, attività di somministrazione si mettano insieme e decidano di aprire contemporaneamente, di fare delle iniziative comuni, con l'amministrazione comunale che li segue, con l'amministrazione comunale che fa dei contratti di collaborazione con loro. Tutto questo fa sì che la gente, il consumatore, trovi attrattivo quella cosa. L'esempio più semplice, se vogliamo, è quello di Este, che da anni ormai organizza questi giovedì in cui tutto è aperto, a partire da maggio fino a settembre, e dove non si va perché c'è un cantante oppure che c'è una manifestazione, si va a fare acquisti, si va a fare shopping e ci si va fino a tardi, si fa shopping E funziona? E funzionano perché, se ci fossero delle immagini, vedremo che tutti gli anni a mezzanotte i negozi hanno i clienti, alle 10:30 all'1 di notte sono i clienti. È una proposta alternativa, una proposta competitiva, però d'altronde o facciamo come i tassisti, prima di essere chiari, insomma, o facciamo come i tassisti e troviamo la formula per dire che l'e-commerce lo si fa solo dove c'è la sede legale delle aziende di e-commerce, quindi non in Italia, perché ce ne sono pochissimi in Italia, oppure dovremmo evidentemente trovare dei meccanismi che permettono di essere competitivi. Assolutamente. Chiedo dalla regia se ci rimettono in onda il messaggio, prima non l'abbiamo neanche letto.
Visto il ruolo formativo del vostro ente, è necessario inculcare nella testa degli imprenditori che solo con qualità e giusto prezzo si cresce e bisogna sempre più certificare con marchi reali la bontà dei prodotti italiani. Chi ne è sprovvisto automaticamente resta fuori dai giochi. Questo può fare il docente nei nostri corsi. Cioè, a estrema sintesi. No, questo è l'obiettivo. L'obiettivo quindi è questo. Cioè, oggi ci si misura sulla competitività. La competitività si fa in tanti modi. Diceva una cosa giusta, il rapporto qualità-prezzo. Il prezzo non è competitività e basta, il solo prezzo non è competitività. Invece vi trovate davanti a realtà anche di questo tipo, insomma. C'è il Spesso. fai da te. Ecco, forse manca una forma coordinata, non un cartello, perché questo Andrebbe non aggiunta una cosa, sicuramente sì, andrebbe fatta anche una sana educazione del consumatore. Perché sono cose mai vecchie che le diciamo sempre, ma un consumatore che cerca prezzo e buon prodotto nelle zucchine in inverno non è un consumatore attento. No, perché in inverno le zucchine vogliamo, o le fragole in questo periodo che vediamo che ci sono delle fragole, si lamentano perché sono care e magari sono un po' imbottite. È evidente, siamo a febbraio, quindi ecco, andrebbe anche inculcata, chiamiamola così, o come diceva il messaggio, ma andrebbe soprattutto fatta anche una politica di formazione su una sana alimentazione, su come si acquista, su quali sono gli aspetti dell'acquisto, la soddisfazione dell'acquistare. E spesso questo non riusciamo a farlo fino in fondo neanche noi, per i consumatori. Un altro messaggio. Allora, signor Francescone, sì. si ricorda la battaglia commerciale fatta anni fa a Casalserugo e poi Comitato e Confesercenti e Camera di Commercio di Padova abbiamo creato la festa della prima domenica di ottobre, oggi con un grande successo, grazie Mirko. Questo la conosce, quindi fa riferimento a un fatto ben preciso. Sì, è stata una delle esperienze più belline. Abbiamo chiuso, grazie ai commercianti, grazie ai Confesercenti, abbiamo chiuso la strada provinciale di Casalserugo e abbiamo organizzato una domenica fantastica. Era stracolmo di gente, e i negozi hanno lavorato. E quello che a me piace tantissimo, devo dire, ma piace ai consumatori più che a me, è quello che i negozi la devono smettere di pensare che l'ambito di vendita sia all'interno del loro negozio. Ci devono essere delle occasioni per cui escono, fanno dei banchi fuori, presentano la merce fuori, il consumatore si sente più libero di toccare, di vedere, non si sente impegnato all'acquisto e sono io che ringrazio questo signore che non ho presente adesso, ma in quell'occasione, sto parlando di forse 10-12 anni fa, forse anche qualche anno di più, è stata la prima esperienza che abbiamo fatto a Casalserugo e da lì poi è diventata una manifestazione annuale ed è stata veramente una cosa che ricordo sempre con grande soddisfazione, con grande piacere, perché credo che abbiamo portato in un paesetto come Casalserugo, che non è un grande paese, no, ma non meno di 10-12 mila persone. Mamma mia, tantissime. Ecco, allora là torniamo a un discorso sempre quello che gli eventi fatti sul territorio lo rivitalizzano, aiutano il commercio, spingono anche le persone a frequentare certi luoghi che diversamente non verrebbero frequentati. A me viene in mente, ci sono tanti esempi, però Treviso, quando ha fatto il borgo del Natale, no? Ha rivitalizzato un'area dove non ci saresti andato, ma neanche sforzandoci, perché non c'era nessun tipo di allettamento, però c'erano tante bancarelle di artigianato, pseudo artigianato, però comunque percorribile. Uno ha percorso vie, si è recato all'interno di bar, ha scoperto ristorantini e poi anche dei negozietti carini che lì c'erano, che non so neanche come potessero vivere altrimenti, perché non era neanche pedonale quell'area, però almeno nel periodo di Natale quella zona si è vitalizzata, no? Quindi sono gli eventi che ti trascinano verso. Cambiamo un attimino. L'evento è importante, però non è fondamentale se non vede protagoniste le imprese. Sì, ci devono essere, ecco. Assolutamente. Ovvio che dopo ci deve essere. Noi vediamo degli eventi bellissimi, pieni di gente, ma che non portano ricchezza al territorio, in quella zona, anzi, creano dei problemi. Ne faccio un esempio, siccome ai Confesercenti posso farlo. La Notte Bianca, la prima Notte Bianca di Padova è stata fatta da Confesercenti, è stato un successone. La seconda notte, 500.000 persone, si è parlato, una delle presenze maggiori dal dopoguerra in poi, no, su Padova. La seconda Notte Bianca nel 2006 è stata proprio la manifestazione lampante di quello che non si deve fare. Infatti non l'abbiamo più fatta. Ma perché i negozi non avevano aperto? Avevano aperto, non hanno lavorato, la città è stata intasata da giovani, anche poco educati in quel caso,
abbiamo fatto molta fatica a gestire la notte, perché è stata la notte, con delle ripercussioni, sì, di grande presenza, però ma effettivamente, sì. ho citato un esempio di Confesercenti, ovviamente perché non mi va di esprimere altri esempi di altri, però spesso facciamo questi errori in giro per il Veneto, facciamo degli eventi convinti che questo sia quello che porti, ecco dov'è il distretto, porti ricchezza, il distretto serve a questo, quindi. Un evento va costruito con le imprese che ci sono lì, l'evento a est non è l'orchestra, non è lo spettacolo, l'evento a est sono i negozi che fanno shopping il giovedì sera e tutto il resto è il contorno. Ci si va perché c'è lo shopping, cioè questa è la competitività che dobbiamo riuscire a conquistare. Chiaramente poi c'è anche l'evento che serve a promuovere e a fare queste cose, però spesso parliamo su questa cosa, sbagliamo. Grazie Maurizio Francescon, abbiamo avuto una bella chiacchierata non esaustiva, avremo occasione di fare altri approfondimenti, grazie a voi di aver partecipato con i vostri messaggi, buon proseguimento, ci rivediamo domani.